La parola Halloween deriva dal nome All Hallows Eve, dove Hallow significa santo in inglese arcaico. Generalmente si fa risalire ad una tradizione dell'Irlanda celtica chiamata Semen, che celebrava la fine dell'estate. Per le popolazioni la cui economia si basava sull'agricoltura, era un momento molto importante che andava festeggiato per ringraziare tutti gli spiriti del buon raccolto ricevuto. I colori della ricorrenza ricordano infatti la mietitura con l'arancione e la fine dell'estate con il nero. Come abbiamo detto, il 31 ottobre si festeggia quindi il passaggio da una stagione all'altra e, secondo la credenza popolare, proprio in questo periodo la barriera tra il mondo dei vivi e quello dei morti si annullava. I fantasmi tornavano quindi in vita e si impossessavano del corpo dei vivi. Per sfuggire agli spettri, i cittadini spegnevano i camini delle loro abitazioni, che diventavano così buie e inospitali, e si travestivano rendendo i loro corpi orribili per spaventare gli spiriti e indurli alla fuga. L'usanza di intagliare le zucche risale ai tempi di Jack O'Lantern, che, come narra la leggenda, era un fabbro avaro e ubriacone, che un giorno al bar incontrò il diavolo. Grazie alla sua astuzia e in cambio della sua anima, Jack riuscì a far trasformare il diavolo in una moneta in cambio di un'ultima bevuta, ma per evitare che si ritrasformasse lo mise accanto a un crocifisso d'argento. Per riavere la sua libertà, questi gli promise che non avrebbe preso la sua anima per i 10 anni successivi. L'accordo andò a buon fine e Jack lo liberò. Trascorso il tempo stabilito, il diavolo ritornò per riscuotere a quanto promesso, ma Jack formulò un ultimo desiderio e gli chiese di raccogliere per lui una mela da un albero. Riuscito nel suo intento, incise una croce sul tronco dell'albero per impedirgli di scendere. L'aveva truffato di nuovo! Così ci fu un'altra contrattazione e in cambio della libertà il diavolo gli promise che l'avrebbe risparmiato dalla dannazione eterna. Alla sua morte, a causa degli innumerevoli peccati, Jack fu rifiutato dal paradiso, ma allo stesso modo, avendo stretto il patto con il diavolo, fu respinto anche dall'inferno. Finalmente il Satanasso ebbe la sua rivincita. Jack sarebbe stato costretto a trascorrere l'eternità come un'anima tormentata, errando senza alcuna meta. Per consentirgli di illuminare il suo cammino, il diavolo gli lanciò un tizzone ardente che Jack mise all'interno di una rapa affinché non si spegnesse. Da quel momento vaga in cerca di un rifugio. Ma come si passa dalla rapa alla zucca? Semplice! Gli immigrati irlandesi che esportarono la tradizione di Halloween e la leggenda di Jack O'Lantern in America non avevano a disposizione delle rape grandi abbastanza per essere scavate, ma in compenso il territorio era ricco di zucche perfette per l'occasione.